Pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione, tra loro l'ex sindaco di Santa Maria di Sala, Fragomeni Brugnaro, sono basito. Il sindaco di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, è stata avvisata questa mattina presto dell'arrivo dei carabinieri in municipio. Sono sorpresa e addolorata, ha commentato, ma vado avanti. La bufera che ha travolto Santa Maria di Sala si riflette anche in Consiglio Comunale. Il Partito Democratico chiede venga convocata una seduta straordinaria. Le intercettazioni sono fondamentali, ma è importante la professionalità di chi le valuta nel contesto. Lo pensa il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Il ministro della Giustizia Nordio torna a parlare delle intercettazioni e dei presunti dissensi con la magistratura. Saranno smussati, dice, con il Premier, massima sintonia. Incidente a Fossalta di Portogruaro, un 81enne alla guida della sua auto è finito nel canale, è stato ricoverato nell'ospedale di Portogruaro ma non sarebbe in pericolo di vita. Doppio sollevamento per il Mose, stanotte intorno alle 23 la marea ha raggiunto 105 cm alla bocca di Porto del Lido e in mattinata alle 10:25 ha raggiunto 141 cm. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Questi i titoli di stasera, ma iniziamo subito con il sondaggio che punta sul tema di queste ultime ore, quello delle intercettazioni telefoniche. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo: stop intercettazioni sui giornali, ha ragione Nordio? Se la vostra risposta è sì, numero è 0422 1626 691, 0422 1626 690. Se la vostra risposta è no, la telefonata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo alle notizie principali con mazzette per la costruzione di una RSA Santa Maria di Sala e fornitura di mascherine. I carabinieri di Venezia hanno arrestato 6 persone. 6 persone tra pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti sono agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, svoltasi all'alba, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un'indagine lunga e complessa iniziata nel 2019 dopo la denuncia del proprietario di un terreno, contattato dai pubblici amministratori che gli avrebbero proposto il cambio di destinazione d'uso per renderlo edificabile, pagando una tangente, al fine di realizzare una RSA a Santa Maria di Sala. Gli accorgimenti che venivano utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno. Infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questa somma non dovuta, definita appunto un delta da corrispondere in nero. Visto il rifiuto dell'imprenditore con conseguente segnalazione ai carabinieri, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale. Il progetto infine è naufragato per la mancanza dell'ok da parte della conferenza dei sindaci dell'area e dell'Ustre Serenissima estranei alla vicenda. Gli arrestati sono Nicola Fragomeni, 2 volte sindaco di Santa Maria di Sala, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito del sindaco Brugnaro. Ugo Zamengo, anche egli ex sindaco e attuale consigliere comunale del partito Rocchi Sindaco Coraggio Italia. Gli imprenditori padovani Battista Camporese, direttore generale di Villa Maria Casa di Cura con sede a Padova e con diversi passati incarichi di rilievo in molte strutture sanitarie. Mauro Cazzaro, ex presidente di Ance Padova, titolare di Cazzaro Costruzioni SRL, azienda di Trebaseleghe che opera principalmente tra Padova e Treviso. C'è poi il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria di Sala, il geometra Carlo Paiaro, e l'architetto di Santa Maria di Sala, Marcello Carraro. Tra gli indagati anche il responsabile di una partecipata del comune di Venezia. La procura ha parlato di un sistema. Il sistema nel senso che ci sono più fatti relativi a richieste di denaro per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto prima, siamo in una fase di indagini preliminari e quindi si tratta di una valutazione fatta di gravità di indizi
ancora naturalmente non c'è un accertamento di responsabilità che si farà successivamente davanti al Tribunale, se e quando si arriverà a un dibattimento completo. Ma l'indagine, svoltasi mediante servizi di osservazione, pedinamento e intercettazione definite dal procuratore fondamentali, riguarda anche l'acquisto di mascherine e altri presidi sanitari, fatto con affidamento diretto da Fragomeni a un familiare, che avrebbe portato a un guadagno illecito di 60.000 euro. Per quanto riguarda la società partecipata del Comune di Venezia, l'indagato è il direttore generale di Veritas Razzini. L'azienda non rilascia dichiarazioni, ma nell'aprile 2020, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia, avrebbero comprato quelle mascherine vista la difficoltà di reperibilità, allargando la platea dei fornitori per assicurare i servizi anche nei giorni più bui del lockdown e proteggere i dipendenti. Fragomeni avrebbe segnalato che la ditta della sua famiglia poteva fornire mascherine certificate a prezzo vantaggioso e facendo affidamento diretto, in quanto sotto soglia non era necessaria la gara. Sarebbero state acquisite da loro, così come da altri fornitori, senza escludere nessuno. Sarebbero state consegnate ai dipendenti 367.900 mascherine chirurgiche, 79.380 FFP2 e FFP3 acquistate da 14 fornitori diversi. Il sindaco di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, è stata avvisata questa mattina dell'arrivo dei carabinieri in municipio. Sono sorpresa e addolorata, ha detto, ma vado avanti. Stamattina alle 7.35 mi ha telefonato il segretario generale, dottor Longo, dicendomi che c'erano i carabinieri in municipio. Mi sono precipitata, ma ho trovato già tutto transennato, tutto l'ufficio tecnico, quindi tutto il piano terra e il primo piano, i locali dell'ufficio tecnico posti al primo piano. Quindi lei non ha avuto modo poi di parlare con loro? Sì, col colonnello sì, dopo un'altra ora il colonnello mi ha appunto detto che erano state arrestate 6 persone e che comunque alla sindaca non era dovuto alcun esibizione di alcun mandato, perché il mandato è stato sottoposto solo agli indagati. Qual è il suo stato d'animo in questo momento? Sono sorpresa e addolorata. Mi sento un grande carico di responsabilità e tutti mi dicono tu vai avanti perché non c'entri nulla con il passato e vai avanti. Certo. Ci sarà un consiglio comunale straordinario? In questo momento non l'ho previsto e non ci ho ancora pensato. Le ripeto, bocce ferme per qualche giorno, perché potrebbe anche essere che fra qualche giorno cambi lo scenario. Sulle ordinanze cautelari per reati contro la pubblica amministrazione per 2 eletti con Coraggio Italia a Santa Maria di Sala è arrivata una dichiarazione del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro. La notizia delle ordinanze mi ha lasciato letteralmente basito, ha detto Brugnaro. Ho piena fiducia nella magistratura che saprà accertare la verità. Intanto Coraggio Italia ha precisato che, come previsto dal codice etico, Nicola Fragomeni, che ricopriva l'incarico di coordinatore provinciale di Venezia, è stato automaticamente sospeso dal partito. Non risulta invece iscritto al partito Ugo Zamengo, che tuttavia è stato eletto nella lista di Coraggio Italia alle ultime comunali, sempre a Santa Maria di Sala. E la bufera per le indagini sulle presunte tangenti che ha travolto il comune veneziano si riflette anche in Consiglio Comunale, con il PD che chiede che venga convocata una seduta straordinaria. Io, essendo, come anche Fratelli d'Italia, molto garantisti, aspettiamo un attimino le indagini che farà la magistratura e quindi confido anche che i colleghi possano dimostrare la loro innocenza. E secondo me quello che meritano i salesi è chiarezza e piena luce sulla vicenda, perché insomma, se le cose si dovessero rivelare vere, stiamo parlando di un fatto di una gravità inaudita. Dalla maggioranza all'opposizione, a Santa Maria di Sala l'auspicio è che si possa fare chiarezza al più presto sull'indagine per presunte tangenti che ha portato agli arresti domiciliari 2 suoi ex sindaci, Nicola Fragomeni, attuale presidente del Consiglio Comunale e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, e Ugo Zamengo, consigliere comunale, anche lui eletto con Coraggio Italia.
Giuseppe Sambati, in maggioranza con Fratelli d'Italia, è rientrato in Consiglio dopo 10 anni di assenza. Dal 2007 al 2012 era stato assessore sotto un altro sindaco, Paolo Bertoldo. In base allo sviluppo delle indagini, in base a tutto quello che ne sarà, poi cercherò di parlare anche col sindaco per capire un po' la situazione. È pensabile che ci siano delle dimissioni, che la Giunta si presenti dimissionaria o che alcuni consiglieri comunali si dimettano? No, guardi, questa mi risulta essere nuova, vedremo. Non posso sbilanciarmi su quello che non so e non posso prevedere. Ex assessore ai servizi sociali nella passata giunta di Nicola Fragomeni, Natascia Rocchi ha vinto le elezioni col 76% delle preferenze, in una coalizione di centrodestra senza la Lega, in cui Coraggio Italia ha fatto la parte del leone, un 41% di voti che l'ha portata ad esprimere sindaco, vice sindaco, presidente del Consiglio e 2 degli altri 4 assessori. Massimo Iovine del Partito Democratico si augura un chiarimento in aula. Io mi auguro che la sindaca Rocchi o comunque insomma la giunta convochi immediatamente un consiglio comunale straordinario in maniera tale che si riesca insomma a fare piena luce e chiarezza sulla vicenda. Poi se ovviamente le spiegazioni che verranno date non saranno sufficienti per chiarire la cosa, allora si potrà anche prendere in mano e tenere conto anche di dimissioni e di tornare alle elezioni. E sul fronte della giustizia c'è un tema che sta tenendo banco in queste ore, quello delle intercettazioni, che proprio in questa inchiesta sono state fondamentali, ma alla luce proprio delle polemiche degli ultimi giorni sentiamo il parere del procuratore Cherchi. Le intercettazioni sono sempre determinanti, nel senso che danno il là per l'attività di indagine, quindi senza l'intercettazione non c'è possibilità di fare null'altro di conferma. Quello che non può essere corretto è l'uso delle mere intercettazioni a fini di prova. Questo è il dato che mi pare assolutamente corretto. Il problema, semmai, è quello della valutazione delle attività intercettative, cioè la difficoltà dell'intercettazione, che come giustamente è stato detto è un mezzo di prova, non è una prova, e quindi è un elemento che consente poi di riscontrare quello che emerge dalle intercettazioni, devono essere valutate nel contesto. Allora il grande pericolo è un problema di equilibrio di chi valuta e quindi innanzitutto dei magistrati e delle forze di polizia, equilibrio che deve essere supportato da una capacità di indagine, di capacità di valutazione degli elementi che emergono in un contesto. È chiaro che chi parla spesso per telefono ha un linguaggio, un modo di approccio, un modo di affrontare i problemi che non è lo stesso che avrebbe in un pubblico dibattito. Allora il discorso è quello della valutazione, quindi dell'equilibrio e anche della professionalità di chi opera. La professionalità è, a mio avviso, l'elemento centrale della valutazione delle intercettazioni. Le intercettazioni devono essere valutate nel loro complesso e devono avere i riscontri in relazione a quello che si dice. Se così è, non credo che ci possa essere un problema di intercettazione. E di intercettazioni, ma anche dei presunti dissensi con la magistratura. È tornato a parlare oggi il ministro della giustizia Carlo Nordio a Vicenza, ospite dell'Ordine degli Avvocati, all'indomani della blindatura da parte del premier Giorgia Meloni, che ha ribadito nei suoi confronti piena fiducia. Le intercettazioni, noi parleremo, presenteremo dei progetti a tempo opportuno, ma sono certo che quando verranno presentati tutti questi presunti dissensi saranno smussati. Così il ministro della giustizia Carlo Nordio, oggi a Vicenza ospite dell'Ordine degli Avvocati, ha precisato sul tema delle intercettazioni, tema che ha innescato la polemica nell'ultima settimana, tornato di stringente attualità dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Ho ripetuto così tante volte che le intercettazioni non possono e non devono, non abbiamo mai pensato che potessero influire sulle indagini di mafia e di terrorismo, che considero quasi pleonastiche queste domande. Io ho cercato di chiarirlo in tutti i modi, se poi qualcuno fa finta di non capire quello o di non voler capire quello che ho detto, mi dispiace, ma lo affermo ancora una volta. L'ho detto
L'altro giorno, celebrando solennemente la figura del Beato Livatino, che proprio in suo onore la lotta da parte dello Stato contro la mafia continuerà e sarà sempre più intensa e sempre più professionale. Soddisfatto dopo aver incassato la blindatura del premier Giorgia Meloni, che ha espresso nei suoi confronti parole di stima e fiducia placando le tensioni nel governo. Ovviamente è stato un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota. Con la premier siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il fatto che qualcuno abbia anche insinuato o suscitato il sospetto che ci fossero dei dissensi era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole. E a proposito dei presunti dissensi tra il ministro Carlo Nordio e qualche magistrato, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli ha risposto con una citazione. Se c'è qualche dissenso tra me e qualche magistrato, no? Questo dipende, ho detto in latino, amantium mira amoris integratio est. Se io non amassi e non onorassi la magistratura, avendone fatto parte per 40 anni, non avrei tutta questa attenzione affinché funzioni nel modo migliore. E quindi è paradossalmente, ma è una manifestazione di grandissimo rispetto e attenzione quando pongo sul tavolo degli elementi che possono anche essere fonte di dissensi. Sta dalla parte del ministro Nordio, il presidente del Veneto Zaia, che dice evitare gli abusi una questione di civiltà. Va invece all'attacco sia di Zaia che di Nordio il virologo Andrea Crisanti. A proposito di giustizia, c'è una grande discussione intorno alle intercettazioni telefoniche. Lo chiede a me. La battuta è pronta, il riferimento politico e personale è evidente. Da Codogné, dove si trova per il taglio del nastro di un'opera sulla Cadore Mare, Luca Zaia torna sul nodo intercettazioni. Da una parte c'è il dibattito innescato dalla volontà di riformare lo strumento, annunciata e ribadita a Vicenza dal ministro Carlo Nordio, con conseguenti polemiche non solo politiche. Dall'altra la vicenda più privata, ovvero le frasi pronunciate dallo stesso Zaia in una conversazione telefonica sul virologo Andrea Crisanti, diffuse dalla trasmissione Report a inizio anno e che hanno creato un vero e proprio caso. Sinceramente penso che non ci siano cittadini che come si può dire, siano contro l'intercettazione. Il problema è che le tue telefonate personali che nulla hanno a che vedere con l'indagine e comunque in generale vorresti non vederle sui giornali e pensare magari che siano solo elemento di indagine utili al magistrato per eventualmente arrivare a scovare degli illeciti, delle illegalità. Ricordo un'ultima cosa, che l'intercettazione che spesso vediamo non è la chiacchierata, la telefonata fedele, è una sintesi di quella, per cui poi bisogna andare a vedere quello che accade realmente e poi, come nel mio caso, visto che parlo in veneto, anche la traduzione. Questa è la linea del governatore a meno di 48 ore dal convegno organizzato dal gruppo Il Veneto che vogliamo a Padova su libertà di critica e informazione. Collegato online anche Crisanti è andato letteralmente all'attacco, nel mirino sia Zaia che Nordio. Noi abbiamo il ministro Nordio che in Parlamento, invece di stigmatizzare il comportamento di Zaia, praticamente vuole eliminare le registrazioni, perché non sia mai che casi simili vengano alla luce in futuro. Le parole pronunciate da Zaia rimarranno e io gli chiederò conto sul fronte legale, ha aggiunto il virologo. Intercettazione o no, i toni restano incandescenti. Finalmente noi, ma penso i veneti, hanno visto il vero volto dell'esercizio della politica che viene governata da questa regione. Incidente ieri sera verso le 23:30 in via Torresella Fossalta di Portogruaro. Un anziano di 81 anni del Porto Gruarese è finito con l'auto lungo il canale di Scolo a lato della carreggiata qualche metro sotto il piano stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti con il SUEM per mettere in sicurezza l'auto ed estrarre il conducente, poi trasferito all'ospedale di Portogruaro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un'ora e mezza circa con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale. Prima uscita per il nuovo direttore regionale dell'INPS Filippo Pagano, che sul fronte contributivo ha lanciato l'allarme per il 2050 quando il sistema rischia di implodere.
Nel 2050 in Veneto si rischia che il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati sia di 1:1, vale a dire che una singola pensione debba trovare copertura dai versamenti di un unico lavoratore e questo sarebbe semplicemente impossibile. A lanciare l'allarme da Treviso il nuovo direttore regionale dell'INPS Filippo Pagano, 49 anni, originario di Lecco, proveniente dalla direzione generale, succeduto il 1° gennaio al trevigiano Antonio Pone. Il sistema non può reggere di fronte a un rapporto una persona attiva e un pensionato. Le politiche che si stanno mettendo in campo a livello generale sono politiche che vanno per modificare questa tendenza e per invertirla. Quindi i territori, laddove anche dal loro punto di vista, attraverso iniziative locali, possono favorire questa inversione di tendenza e contribuire anche con delle proposte, con delle iniziative, credo che sia assolutamente doveroso essere parte di queste iniziative. Denatalità, flussi migratori e attrattività occupazionale del territorio sono dunque temi non più rinviabili, anche se il Veneto rimane al momento tra le regioni la prima in termini di versamenti alle casse dell'Istituto di Previdenza. E quindi per me, che arrivo dalla direzione centrale entrate, ero vicario della direzione, è una sfida doppia. Da un lato mantenere vivo quello sguardo sul tessuto produttivo e dall'altro lato ovviamente c'è il tema delle prestazioni previdenziali che sono strettamente collegate, quindi credo che sia il Veneto anche da questo punto di vista un laboratorio importante e sono convinto che si potrà fare bene. Una doppia sfida che Pagano è determinato ad affrontare con fermezza. Una realtà assolutamente propositiva, aperta e di disponibilità al dialogo e sarà anche l'occasione per poter portare a Roma in direzione generale le rappresentazioni o comunque gli elementi che dovessero emergere dal territorio, quindi sarò sicuramente parte attiva in questa attività. Doppio sollevamento per il Mose nell'arco di poche ore. Stanotte intorno alle 23 la marea ha raggiunto 105 centimetri alla bocca di porto del Lido e 75 alla Punta della Salute. Nuovo innalzamento questa mattina dopo le 6. Alle 10:25 l'acqua ha raggiunto 141 centimetri alla bocca di porto del Lido, mentre alla Punta della Salute non si sono mai superati 60 centimetri. L'ultimo bollettino di previsioni indica 2 nuovi rialzi di marea, 110 centimetri alla mezzanotte 40 e 105 alle 12:20 di domani, quindi un ritorno a livelli inferiori nei giorni successivi. È davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione sul nostro territorio. Ecco che la giornata di martedì 24 gennaio sarà instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo variabile con cielo in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee schiarite di mattina. A seguire precipitazioni intermittenti possibili un po' ovunque. Il limite della neve sarà intorno ai 700-1000 metri di quota. Prestare la massima attenzione sulle Dolomiti dove permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Generale rialzo termico con temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime invece tra i 5 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo ampi spazi soleggiati, ma con il passare delle ore il tempo peggiora, il cielo sarà coperto e via via precipitazioni sempre più deboli. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature minime sui 4 gradi, massime intorno agli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno parentesi soleggiate, ma nel corso della serata saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.